lux eterna, qui nos ex tenebris admirabile lumen vocasti. Subum ralarum tuorum, Christe, confugimus securi et beati. Coram face tua, Domine, prosternimur, et in silentio te adoramus. Pax Domini sit semper vobiscum, et lux tua nos illumine. In ad prasentia sancta Spiritus noster laetetur, Alleluia, 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 Christus lux nostra. Christus spes nostra, qui tollis peccata mundi, illumina nos et da nobis pacem. Christe, lux vera, illuminans omnem hominem, veni in corda nostra, et fugat omni errore. Tu es sol justitiae, stella matutina, qui dissipas tenebras mundi peccati. Adoramus te, verbum Patris, in sacramento altaris presentem.
cielo descendens, in figura panis lux nos respiciens, can cherubim et seraphim adorant, illumina nos Domine tuo splendore. Panis angelicus lux in nocte nostra, tollea nobis omnem saetate. Per hoc divinum convivium mens nostra impletu gratia, tu es fons vitae lux anime, et in te solo veritas luce. Da nobis Iesu hanc lucem perpetuam, quae in te manet et semper manebit. Spiritus consolaresur, ventus suavissimus, circumda nos aura sanctitatis Tuae. Aperit celum, utros benedictum, eis indat, rigens terram cordis nostris sitientem, inspira verba reconciliationis, et effundet pacem super terras laceratas. Sancta Trinitas
Tue sol justitia este la matutina, qui dissipas tenebras mundi peccati, adoramus te verbum Patris, in sacramento altaris presentem. O mirabile lumen de caelo descendens, in figura panis lux nos respiciens, con cherubim et seraphim adorant, illumina nos Domine tuo splendore, panis angelicus, lux in nocte nostra tollea nobis omnem cacitatem. Per hoc divinum convivium mens nostra impletur gratia, tu es fons vitae, lux anime, et in te solo veritas lucet, da nobis Iesu, hanc lucem perpetuam, quae in te manet et semper manebit. Anima nostra te desiderat, sicut servus ad fontes aquarum, praesentia tua, lux dulcissima, cor nostrum in te, qui escit et sperat, gloria tibi, Christe lux eterna, qui nos ex tenebris admirabile lumen vocasti. Christus lux nostra, Christus spes nostra, qui tollis peccata mundi, illumina nos et da nobis pacem. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora, accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firma
perpeti. Hostem repelas longius, pacem quae dones protinus, ductore sic te previo, vitemus omne noxium, pertesiamus da patrem, noscamus atque filium, te cutriusque spiritum credamus omni tempore. Sub umbra larum tuarum, Christe, confugimus secur et beati. Coram facie tua, Domine, prosternimur, et in silentiu te adoramus. Pax Domini sit semper vobiscum, et lux tua nos illuminet. In ac presentia Sancta Spiritus noster, laetet urinte. Christus lux nostra, Christus pes nostra, qui tollis peccata mundi, illumina nos, et da nobis Eroc divinum convivium, mens nostra impletur gratia. Tu es fons vitae, lux anime, et in te solo veritas lucet. Da nobis Iesu hanc lucem perpetuam, quae in te manet et semper manibit. Anima nostra te desiderat, sicut servus ad fontes aquarum, prasentia tua
Gloria tibi, Christe, lux eterna, qui nos ex tenebris admirabile lumen vocasti. Amen. Subum ralarum tuorum, Christe, confugimus securi et beati. Coram face tua, Domine, prosternimur, et in silentio te adoramus. Pax Domini sit semper vobiscum, et lux tua nos illumine. In ad prasentia sancta Spiritus noster laetetur, Alleluia, 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 Christus lux nostra. Christus spes nostra, qui tollis peccata mundi. Illumina nos, et da nobis pacem. Christe, lux vera, illuminans omnem hominem, veni in corda nostra, et fugat omni errore. Tu es sol justitiae, stella matutina, qui dissipas tenebras mundi peccati. Adoramus te, verbum Patris, in sacramento altaris presente. 'Amen.
descendens, in figura panis lux nos respiciens, can cherubim et seraphim adorant, illumina nos Domine tuo splendore. Panis angelicus lux in nocte nostra, tollea nobis omnem saectitate. Per hoc divinum convivium mens nostra impletu gratia, tu es fons vitae lux anime, et in te solo veritas luce. Da nobis Iesu hanc lucem perpetuam, quae in te manet et semper manebit. Spiritus consoladesur, ventus suavisimus, circumda nos aura sanctitatis Tuae. Aperit celum, utros benedictum, eis indat, rigens terram cordis nostris sitientem, inspira verba reconciliationis, et effundet pacem super terras laceratas. Sancta Trinitas, unum lumen et ununa salus, ad te currit anima nostra fessa. Absorbe omnem dolorem in abysum misericordiae Tuae, et restitue letitia
oramus te verbum Patris in sacramento altaris presentem. O mirabile lumen de caelo descendens in figura panis lux nos respiciens con cherubim et seraphim adorant. Illumina nos Domine tuo splendore, panis angelicus lux in nocte nostra tollea nobis omnem cacitatem. Per hoc divinum convivium mens nostra impletur gratia, tu es fons vitae, lux anime et in te solo veritas lucet. Da nobis Iesu hanc lucem perpetuam, quae in te manet et semper manebit. Anima nostra te desiderat, sicut cervus ad fontes aquarum, praesentia tua, lux dulcissima, cor nostrum in te, quiescit et sperat, gloria tibi, Christe lux eterna, qui nos ex tenebris admirabile lumen vocasti. Christus lux nostra, Christus spes nostra, qui tollis peccata mundi, illumina nos et da nobis pacem. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora, accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri
Quindi dormivate in posti già organizzati. la cosa, diciamo, il minimo era quello di partire con tutte le garanzie. Quando muovi 50-60 persone hai la responsabilità di queste persone che si trovino, di metterle nelle condizioni migliori per poter... Quindi soprattutto il nostro amico ha organizzato alla grande questa parte qui della logistica, quindi si dormiva negli alberghi, negli ostelli, situazioni un po' varie, un po' miste, più confortevoli, meno confortevoli, le stanze erano a volte promiscue, quindi il cambiamento e Ci si adattava, anche insomma. questo ha comportato un grande spirito di adattamento. Ma ecco, l'associazione, l'organizzazione ha messo nelle condizioni veramente di poter camminare in serenità e tranquillità. Avete conosciuto poi anche un po' delle comunità locali dove siete stati? Abbiamo conosciuto delle comunità, sì, e la grande, viene da dire, grande spirito di accoglienza. Mi viene in mente a Santa Maria in Pantano, dove una famiglia si è messa a disposizione la sua casa, ci ha dato pomodoro, ci ha dato frutta, ci ha dato... E quindi noi siamo vissuti proprio di queste, le parrocchie che ci hanno accolto. A mezzogiorno c'era con noi la protezione civile, l'ANA, che ci faceva il pranzo con una cucina da campo. Ecco, eravamo veramente attrezzati e abbiamo sperimentato la bontà delle persone che durante il cammino ci chiedevano: hai sete? Hai bisogno di qualcosa? A qualcuno abbiamo chiesto anche la bottiglia di vino, vabbè, perché faceva parte. E poi immagino posti splendidi della nostra bella Italia. Abbiamo uno dell'aspetto del cammino è quello che in concreto tu conosci l'Italia. Siamo partiti da Verona, grande cultura di zucchine, di verdura, frumento, tabacco. Poi abbiamo visto, man mano che andavamo, Ferrara, i frutteti, poi abbiamo visto grandi oliveti, girasoli, un po', e quindi la cosa che paesaggio che cambia. La cosa che ha colpito è il contrasto dei colori, soprattutto il mattino c'era veramente il cuore era riempito da queste immagini, il contrasto tra il giallo, il marrone, E mi viene in mente San Francesco che diciamo ha incontrato Dio anche nella bellezza della natura. Allora Alberto, tra pochissimo ci ritroviamo, intanto noi vogliamo fare due parole con la vostra guida spirituale, Don Mario Urbani. Vorrei iniziare dal primo momento del 22 luglio alle 6:30 del mattino la messa con il Vescovo. È stato un dono la sua presenza, perché già nell'omelia ti ha precisato alcune cose da vivere durante il pellegrinaggio. Poi nel pomeriggio io ho mandato un messaggio di ringraziamento e lui subito mi ha risposto e questo mi ha commosso. E poi via via è stata un'esperienza. Allora, dove... ogni mattina prima di partire c'era il cerchio dove o la parola di Dio del giorno o una frase della bolla dell'indizione del giubileo veniva presentata e commentata, suggerendo anche una piccola invocazione da ripetere durante la giornata, come una caramella che si gusta in bocca. Buona però la caramella, no amara. Ecco. E poi, esatto, come era presente... Poi a volte alla sera c'era anche il momento di assemblea o di celebrazione della messa, eccetera. Nel pomeriggio, qualche volta, che si finiva la tappa un po' prima, c'era anche la guida di alcuni luoghi caratteristici che abbiamo incontrato, tipo Forlì, tipo Gualdo, eccetera, e altri, insomma, ecco, e questo è stato piacevole. Via via il cammino vi ha portati quella che era la meta, cioè a Roma. Il passaggio della Porta Santa, allora, com'è stato?